Eccoci qua amici, sono Temossi Giorgio, questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria, bentornati a tutti quanti. Il secondo video dedicato alle vostre domande e alle mie risposte, del tutto amatoriale e sono frutto della mia esperienza, quindi non è niente di preciso, niente di perfetto, ma darò tutte risposte alle vostre domande sulla mia esperienza di pesca. Quindi amici, se vi trovate magari ad avere un pensiero diverso o un'opinione differente dalle risposte che sentirete, a me fa tantissimo piacere sentire le vostre opinioni attraverso i vostri messaggi. Quindi se magari la pensate in maniera differente o avete qualche suggerimento in più, qualche cosa che avete da dire, lasciate pure un commento, che secondo me poi è tutto utile, perché comunque la pesca è tanto condivisione. Questi video nascono principalmente per quello, per condividere idee e la propria esperienza, non regole precise di pesca che, come sappiamo, non esistono. Anche nei tecnicismi più precisi non esistono proprio. Quindi partiamo. Come prima domanda voglio leggervi questa: cosa ne pensi delle misure minime? Allora, sono anni che cerco di fare un po' di informazione sulle misure minime, cerco di portare all'attenzione di questo particolare, ma la misura minima deve essere principalmente un'idea, secondo me, per il pescatore. È un po' come se una persona pensasse al divieto mi viene sempre in mente il divieto di percorrenza in contromano dell'autostrada. Serve un cartello per sapere questa informazione. Succede spesso di vedere che un imbecille entri in contromano in autostrada, ma non serve quel cartello. E uguale, per quanto mi riguarda, devono essere le misure minime. Le misure minime sono delle misure, tra virgolette, fittizie, che nascono per i pescatori professionisti, credo, perché per dare a loro delle indicazioni precise. Noi che siamo amatori dobbiamo vedere queste misure come un punto scritto, non dobbiamo neanche guardarlo, cioè dobbiamo andare semplicemente con la nostra testa, che secondo me è la cosa più importante. Giustificare pesci trattenuti perché è sopra la misura minima, o 10 orate di 20 centimetri ne fanno una bella. Sono discorsi un po', secondo me, un po' stupidini, e utilizzo stupidini per non utilizzare altri aggettivi. Quindi questa domanda io posso dare solamente questa risposta qua: cerchiamo principalmente di utilizzare la testa e mettiamo da parte le misure minime. Poi, seconda domanda: quali programmi app posso utilizzare per vedere e scegliere gli spot? Allora, io in primis, quando vado alla scoperta di un nuovo spot che non conosco, vado sempre a controllare con Google Maps o Google Earth su internet più o meno che cos'ho davanti. Cioè, se una persona, per dire, va in uno spot e si trova in spiaggia, non riuscirà, se non entra in acqua con la maschera e le pinne, a vedere più o meno la situazione. Con questi due programmi, che troviamo tranquillamente senza dover pagare, registrarci o quant'altro, sono due programmi gratuiti che Google fornisce, riusciamo a vedere un attimino la situazione in maniera satellitare, quindi dall'alto. Riusciamo a vedere magari gli scogli, riusciamo a vedere la Posidonia, riusciamo a vedere tante cosine che a occhio nudo dalla spiaggia, dalla scogliera non si riescono a vedere. Quindi due programmi assolutamente fondamentali questi per anticipare un attimo le nostre battute in nuovi spot, ok? Poi, terza domanda: quali app e programmi posso utilizzare per vedere il meteo o il mare? Altro programma bellissimo che ho trovato negli anni, che mi hanno consigliato, è Meteolam, un programma meraviglioso che ci dà tutte le indicazioni possibili e immaginabili, e tante volte devo dire che mi affido semplicemente al meteo, perché io vedendo un attimino nel mio paese, conoscendo a memoria
l'indicazione magari del vento, del meteo e sapendo poi la conseguenza che avrà sullo spot che io ho sotto casa, so benissimo più o meno e so utilizzare anche meteo.it di un semplice cellulare ormai. Però se vogliamo andare in una cosa un po' più specifica, Meteolama è sicuramente il massimo che riusciamo a trovare su internet, o perlomeno per me è meraviglioso perché c'è vento, c'è marea, c'è altezza dell'onda, qualsiasi cosa. Poi facciamo bene attenzione a non affidarci troppo perché sappiamo che in certi periodi dell'anno il meteo è abbastanza volubile, magari la mattina vediamo situazioni super interessanti che poi vanno a scemare velocissimamente, quindi facciamo attenzione, ma Meteolamma per quanto riguarda meteo, mare e quant'altro, super consigliato. Andiamo avanti con le vostre domande. Poi, quando ripartiranno i video dedicati alla scoperta del Levante Ligure e del Ponente Ligure? Sicuramente presto, adesso siamo ancora in stagione balneare, quindi ho abbastanza le gambe tagliate, come tanti pescatori, ma in questi mesi sto continuando a raccogliere informazioni, a raccogliere documentazioni, a informarmi su diversi spot e sicuramente a breve ripartirà la scoperta del Ponente Ligure e del Levante Ligure. Detto questo, chiedo a voi quali spot vorreste vedere, perché fondamentalmente poi è un mio diario, ma che vuole essere anche tra virgolette, un dizionario degli spot dei borghi liguri, quindi chiedo soprattutto a voi quale piccola città, quale borgo vorreste rivedere attraverso un video di pesca, quindi scrivetemi nei commenti quale cittadina, quale borgo ligure volete vedere, sia di Levante, di Ponente. A me fa strapiacere, così inizio ad andarmelo un po' a studiare, magari se volete darmi anche qualche indicazione, magari su un punto preciso della spiaggia, su qualcosa per non andare a vuoto, perché io tante volte faccio dei gran chilometri, ma me li studio prima con le due applicazioni che vi ho detto, quindi sono studi non precisissimi e come si sa i pesci poi passano sempre negli stessi punti. Ditemi voi il paese e magari se in quel paese sapete indicarmi, magari ditemi vai in quella spiaggia lì, vai vicino al fiume, senza dirmi chissà quale indicazione precisa che poi vi trovate per 99 anni ogni giorno i pescatori, che non è piacevole. Poi andiamo avanti. Ciao Giorgio, per pescare dalla spiaggia mi consigli più la mattina o la sera? Allora, sicuramente la scelta dell'orario è soggettiva e possiamo farne un discorso più che altro per la ricerca dei pesci. A seconda del pesce che andremo a cercare, andremo in un determinato orario. Se andiamo a cercare, cosa ne so, il serra, sapremo sicuramente che entra più facilmente in caccia di sera. E viceversa, sto cercando di fare un po' un'analisi anche sul dentice di recente, è più facile trovarlo di giorno. A seconda del pesce noi andremo a indirizzare la nostra battuta di pesca. Ovviamente, a mio parere, i pesci fanno parte degli animali e tante volte le persone se lo dimenticano. Gli animali sono diffidenti verso l'uomo, quindi certe situazioni, soprattutto di notte, nel cambio di luce, dove c'è un po' più di quiete, c'è un po' più di calma, trovano un attimino meno anche rumore, secondo me si avvicinano anche più facilmente. Quindi cambi di luce, notte, a mio parere, sono sempre migliori. Mattina presto, alba, tramonto e sera. Di giorno io è difficile che vada a pescare, un po' perché non ho tempo, un po' perché non mi piace, un po' perché non mi piace neanche tanta la gente che poi ti si addossa sempre attorno. Quindi questi sono i consigli che posso darvi per questa domanda. Ti volevo chiedere se tu tieni le lenze in tensione o le lasci un po' in bando. Che domanda interessante. Allora, io tengo generalmente le lenze in tensione, non
Forse quando pesco col granchio alleggerisco un attimino la tensione, ma forse. Mi piace invece alleggerire la tensione della lenza una volta che vedo le tocche. Quando un pesce mangia e vedo la tocca sul cimino, che capisco che non è una tocca incredibile, anche se le tocche meno incredibili poi possono nascondere sorprese, prendo la mia lenza con accuratezza dal vicino mulinello e la tiro. Non faccio la tensione contraria, nel senso che potrebbe spostare il piombo. La tiro dal basso verso l'alto e do 1, 2, 3, magari mezzo metro di filo, in modo che si alleggerisce la tensione. Il pesce magari è leggermente svogliato, ha tocchignato la nostra esca, è andata lì un po' a morderla, è un po' indeciso se mangiarla o scappare. Dandogli un po' meno tensione, magari l'esca rimane un po' più libera, tra virgolette, passatemi questo termine, il pesce la mangia un po' più volentieri, non trovando tensione, la prende e se ne va. L'unica cosa che faccio per la distinzione tensione e fili non in tensione, questa è anche un piccolo dettaglino tecnico, un piccolo consiglio. Poi, usi lo shock leader conico? Allora, usavo tanti anni fa direttamente uno shock leader 0, pescavo con uno 0,22 shock leader del 35, poi mi sono un attimino evoluto e anche con le grammature di conseguenza sono dovuto andare su lenze un po' più spesse, soprattutto ho scoperto lo shock leader conico. Io venendone da 30 anni fa dove veramente non c'era niente per pescare, per me è stata una scoperta un po' per ignoranza mia, ma lo shock leader conico, a mio parere, partendo da veramente dei diametri sottilissimi, arrivando a anche diametri importanti, è veramente un'invenzione incredibile. Io lo consiglio, ne esistono di tutti i tipi, troviamo shock leader conici per il beach leggering se utilizziamo attrezzature leggere, shock leader più pesanti, più spessi, che arrivano veramente a dei diametri importanti se peschiamo a surf casting. Poi, altra domanda. Quando compri gli americani, quante confezioni compri, quanto ti durano e quanto le paghi? Allora, io è un'esca che adoro l'americano, È una delle mie esche preferite in assoluto, l'avete vista in tantissimi miei video, io quando gli altri pescano con la renicola io pesco sempre solo con gli americani. È un'esca che però costicchia, adesso ci si sta avvicinando penso a 7,50 € se non sbaglio in Liguria e ce n'è 5. Qua in Liguria arrivano veramente delle esche terrificanti, se non fosse per il nostro amico Massimiliano di Fishing Garage che saluto, e ce n'è 5 vermi, costa 7,50 €, quindi potete ben farvi i conti. Se per caso beccate la serata sbagliata dove ci sono dei pagellini e delle mormorine siete rovinati. Io generalmente non vado a pescare se non ho almeno 4 scatole, 5 scatole americani, se vado con gli americani, perché comunque ne partono veramente tanti. Un'esca interessante che vi ho fatto vedere nei miei video per l'inverno, quando magari c'è poco movimento e serve un'esca che faccia volume per essere vista dai pesci, dai pochi pesci che sono rimasti, è sicuramente l'utilizzo di un americano di base e 3 o 4 coreane attorno. Si crea un innesco veramente micidiale perché è una base rigida, che è il nostro americano, e le 3 coreane attorno creano mobilità e allo stesso tempo rilasciano il fluido, che per me è una bomba. Quindi se vogliamo risparmiare un pochettino, visto che le coreane comunque con 5 € compriamo una scatola, ce n'è veramente tante dentro, è un giusto compromesso che ho trovato. Quindi quanto mi durano? Io generalmente se vado a pescare una volta a settimana compro i vermi, li utilizzo tutti, quindi non è difficile che mi resti qualcosa. Comunque se se conserviamo gli americani in frigo, ci portiamo a casa la nostra bottiglietta d'acqua con dell'acqua di mare e ogni 2 giorni cambiamo l'acqua con dell'acqua di mare, secondo me un po' di sabbietta, magari teniamo gli americani come vi faccio vedere sempre in una scatola grande di arenicola vuota con un po' di sabbietta, ci cambiamo l'acqua ogni 2 giorni, tranquillamente una settimana ci durano da quando li compriamo.
Poi, quando un nuovo video? Sicuramente dopo questo video che uscirà, dedicato alle vostre domande, uscirà una puntata nuova e spero di dare continuità a questa cosa. Come viene regolamentata la pesca dalla spiaggia d'estate? Molto interessante, anche perché io vedo spesso postare in questo periodo, visto che i turisti se ne stanno andando, i primi furbetti che si avvicinano alla spiaggia di giorno facendo selfie con i pesci, con dietro la gente che fa il bagno. Io vi ricordo che la legge è uguale per tutte le regioni, quindi discorsi strani lasciamolo alle persone strane, perché se la legge è uguale per tutti, non vedo perché dobbiamo fare i cattivoni e far venire del sangue marcio a chi non può andare a pescare, quando poi le foto che fate, i video che fate, c'è la gente in costume, in acqua. Sono un po' delle cose d'italiana. Le regole sono fondamentalmente 3, quelle che ho trovato, e tra l'altro ho fatto un articolo sulla rivista Pesca da Terra con la quale collaboro e che saluto anche la famiglia Vastano per farmi collaborare, ringrazio. Sono 3. Divieto di accampamento, che è una cosa che viene spesso sottovalutata, creando poi vari incidenti. Qua in Liguria ce ne sono stati anche l'anno scorso, qualcheduno di grave. Divieto di accampamento. Le spiagge sono parte del demanio pubblico e decidere di accamparsi è un'occupazione abusiva di suolo pubblico. Questo punto viene spesso dimenticato, secondo me. Orari consentiti per la pesca in periodo balneare, dalle 19 alle 7, orario che può variare a seconda della regione di appartenenza. Chiamare guardia costiera per sicurezza. Punto 2 fondamentale. Cioè fa parte di una legge. Non è che fa parte di un discorso fatto tra pescatori e personale di sicurezza, bagnini e guardia costiera. È una legge. Quindi non vedo perché dobbiamo impuntarci a contestarla. Legge italiana, quindi per tutte le regioni. Che sia di giorno o di notte, periodo balneare o meno, se ci troviamo a pesca e accidentalmente dovesse entrare in acqua qualcuno per fare il bagno, dobbiamo mantenere una distanza minima di 200 metri o aspettare eventualmente che se ne vada con le lenze a terra. Più chiaro di così non si può. Quindi queste sicuramente le 3 regole fondamentali per la pesca d'estate in periodo balneare. Poi, altra domanda. Ciao Giorgio, a settembre scendo in Liguria. Cos'è meglio usare come esca per riuscire a prendere una benedetta orata? Io adesso qua me ne sono scritto un paio e ogni esca ha una sua destinazione di montatura e attrezzatura e quant'altro, ma sono queste fondamentali. Cozza, granchio, soprattutto il granchio raccolto in scogliera, magari vai di notte dove è più facile che escano, verme di Rimini, bivi di Chioggia e murici. Queste esche, oltre le solite arenicole americane da non dimenticare mai, sono le esche principali secondo me per la pesca dell'orata. Poi di altri pesci non è la domanda, io ho risposto per l'orata. E montatura molto semplice, l'orata è un pesce molto diffidente che a volte prende l'esca, si fa mezzo metro e se vede che o se accidentalmente i nostri ami non sono ben piantati, molla l'esca, quindi oppure va lì, come succede spesso col granchio, lo disintegra e disintegrandolo non si sa come, ma riesce sempre a deviare i nostri ami. Quindi montature molto semplici, terminali molto lunghi. Ho visto prendere delle orate mostruose con degli ami veramente piccoli dell'8 del 10, quindi non ci facciamo grandi problemi. L'importante è che siano di ottima qualità. Quindi questi consigli e le esche che vi posso consigliare per questo mese di settembre, che è un po' aprifila per i mesi buoni delle oratone. Poi, altre domande. Quali sono le tue 3 montature preferite? Io qua me ne sono segnate 3. A me piacciono montature molto semplici, io sono della vecchia scuola, semplici ma funzionale. Trave basso o mini trave basso, montatura scorrevole e teleferica. Queste sono le mie 3 montature preferite che
mi ci diverto un sacco, che mi piace sempre pescare anche se faccio dei gran capotti, me ne strafrego, sono in spiaggia, in scogliera, mi prendo una boccata d'aria e queste sono le mie 3 montature preferite, molto semplici e funzionali, amici. Come mai il pesce serra attacca anche esche morte? Il pesce serra, che peschiamo principalmente e vediamo pescare con esche come ad esempio il filetto di cefalo flotterato, che veramente ci sta rompendo le balle in questi periodi estivi dove c'è solamente pesci serra ormai, è un pesce molto molto aggressivo. Praticamente, secondo me e secondo alcune persone che vanno a pescare, che ho avuto il piacere di parlarci anche recentemente, riusciamo a pescarlo tanto con l'esca morta per il semplice fatto che è un pesce che effettua il primo attacco spezzando completamente o cercando di tagliare la coda al pesce che aggredisce, in modo tale che questo pesce rimane tramortito e non ha più possibilità di scappare, rimanendo praticamente orizzontale in acqua e perdendo del gran sangue, senza possibilità di scappare. Attacco, il secondo attorno, il secondo attacco lo va a finire. Quindi questo pesce, che praticamente è rimasto senza coda, assomiglia molto ma molto al nostro trancio di cefalo flotterato. Quindi un pesce che anche in acqua molto trasparente attacca un trancio di pesce praticamente fermo, come può essere il nostro trancio di cefalo flotterato, è secondo me per questo motivo. Lui in natura è abituato a dare il secondo attacco a una cosa praticamente ferma, che generalmente è un cefalo. Quindi se mi devo dare proprio una spiegazione del perché lui attacchi una cosa ferma, morta, io l'unica spiegazione è questa, cioè vado a ricostruirmi in natura lui come può attaccare. Attacca dal fondo, dà un bel morso, il pesce rimane lì fermo. Quando è lì fermo è identico al nostro trancio praticamente. Infatti un esperimento che vorrei fare è innescare magari un piccolo cefaletto, come si fa per la pesca coi luci, direttamente intero, flotterandolo all'interno, per vedere cosa succede, perché sono curiosissimo di questa cosa. Spero di avere tempo per provarci. Andrai al Pesca Show del 26-28 novembre in Fiera di Vicenza? Mi auguro tantissimo, perché voglio salutare un paio di persone, uno fra tutti il signor Vastano e la Daniela, che mi sopportano, e tutti gli altri pescatori che ci saranno, e tutti quanti le persone che ho conosciuto in questi anni col canale. Mi farebbe veramente piacere incontrare e vedere le novità del Pesca Show, tutto il mondo che ci gira attorno. Non sono mai stato, sarebbe veramente una bellissima prima volta. E con questa ultima domanda termina qua questo secondo video dedicato alle vostre domande. Io vi ringrazio e vi ricordo che aspetto le vostre eventuali risposte per avere un confronto civile, mi raccomando, nei commenti, e vi ricordo che potete scrivermi quale borgo, città vi piacerebbe vedere su internet, sul canale, che io andassi a visitare come pescatore. Quindi vi faccio queste 2 richieste, e nel mentre io vi saluto, vi ringrazio, siete sempre gentilissimi con me, siete tanti e sono veramente contento di vedervi sempre partecipi nelle mie cosine, che cerco sempre di mettervi in mezzo. Io vi aspetto alla prossima avventura, perché come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.